Le borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento per le borse in questo lunedì 23 marzo. Partiamo oltreoceano, Wall Street, Standard & Poor's, l'andamento è positivo dello 0,94%, una quota punti di 6.568, 46.135 è la quota punti per Dow Jones, una percentuale anche in questo caso in verde dell'1,23%. Nasdaq 24.208, anche in questo caso percentuale positiva, 2,11% per Russell 2000, 2.489,94. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 26,7, la percentuale è in rosso, meno 0,15%. Passiamo al valutario dollaro, 99,3, euro dollaro 1,15, sterlina dollaro 1,33. Parentesi sulle materie prime, partiamo dall'oro, 4.370 dollari all'oncia, non cresce, meno 2,70%, meno 7,44% per il petrolio, 90 i dollari al barile. Titoli di Stato, vediamo BTP Bund 90,880. Parentesi per le cripto, partiamo dai bitcoin, 70.315 dollari, 2.124 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.32, si sono quindi concluse le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo questo lunedì 23 marzo come si conclude. Si conclude in positivo per tutti gli indici tranne per il mercato inglese che chiude con un meno 0,23%, una quota punti di 9.895. Positiva la chiusura per il mercato tedesco, 1,01% per il DAX, 22.595 la quota punti. Spostiamoci a vedere il mercato spagnolo, Ibex 35, 16.892 la quota, 1,07 la percentuale. 0,73% per CAC 40, 7.721 la quota punti per il mercato francese. E per ultimo, ma non meno importante certamente, vediamo quello di Casa Nostra, Piazza Affari, chiude 0,81% in positivo con una quota di 43.186. Infine una parentesi sullo Stoxx 50, indice fondamentale per l'Eurozona, perché? Perché ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione rispetto alla giornata e ci dice questo, una percentuale verde 1,18%, una quota punti di 5.566. E questi erano gli aggiornamenti, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse.